Amici, buongiorno, consueto appuntamento con la nostra rassegna stampa di lunedì 11 gennaio 2021. Sono già 10 rassegne stampa che facciamo, vediamo che stiamo aumentando e molte persone ci stanno seguendo, questo ci fa piacere di più. Naturalmente ringraziamo Promozione Italia, Made in Polesine e leandromaggi.com e ringraziamo appunto tutti voi che ci ascoltate, oltre ai nostri sponsor. Andiamo subito sulle pagine di riferimento di oggi: Gazzettino, La Voce di Rovigo e Rovigo Oggi. Che dire, cerchiamo di essere veloci sul argomento Covid, perché veramente forse ne abbiamo le tasche piene, e vediamo un pochino di sviluppare altri argomenti che purtroppo ormai è diventato anche la nostra rassegna stampa, ma soprattutto la stampa in generale, Covid dipendente. Comunque andiamo subito sulla prima pagina del Gazzettino, vediamo cosa abbiamo rilevato tra le notizie secondo noi interessanti. Ecco, le nuove misure: emergenza fino ad aprile, c'è la stretta anti-movida, bar, niente asporto dalle 18, l'esecutivo al lavoro sul nuovo DPCM, alta gli spostamenti anche tra aree gialle. Oggi il confronto boccia governatori sui parametri per determinare le fasce. Le restrizioni sono queste: zone rosse più facili. Con le nuove regole dovrebbero essere più facili inserire nella fascia rossa, quella delle restrizioni più pesanti, una regione con molti contagiati. Non ci si sposta tra regioni. Oggi quasi tutte le regioni, comprese tutte quelle del centro Italia, tornano in fascia gialla. Tuttavia restano restrizioni in vigore come quella di impedire di uscire dalla propria regione. Anche qua non capiamo, almeno io personalmente non capisco se è così importante non muoversi tra regioni. Resta il coprifuoco dalle 22 alle 5 e giro di vite nel weekend. Anche i weekend potrebbero, in condizionale d'obbligo, essere considerati pericolosi per la socializzazione. Forse, ma si tratta solo di un'ipotesi, le regioni potrebbero finire tutte in fascia arancione. A fronte di questo, al di là di come la posso pensare io, comunque le terapie intensive in Veneto, su 700 posti disponibili ce ne sono 611 attualmente occupati e ci sono solamente 90 posti liberi in tutto il Veneto. Nella stessa pagina, Veneto in discesa ai ricoveri nei reparti di rianimazione. Quindi, se l'unica soluzione è il vaccino per arrivare a quella immunità di gregge, che forse sarebbe la soluzione per superare questo momento, c'è questa notizia: arrivano i fondi europei per il vaccino italiano alle regioni, dosi in ritardo. Con recovery finanziata dai Terra, sostegno anche al monoclonale di Toscana Life Science, i medici di base pronti a partire e lanciano l'algoritmo per individuare chi più è a rischio. La previsione degli esperti: tra profilassi e pazienti guariti, ricoveri dimezzati a primavera. Per arrivare alla primavera sono nati 4 mesi. Ecco, per esempio, comunque per quanto riguarda le fasce rosse, c'è questa dichiarazione di Matteo Bassetti, che sappiamo essere un virologo, o perlomeno un dottore in prima linea, è diventato anche una star televisiva. Dire che tutta l'Italia deve andare in lockdown è sbagliato. La scelta fatta a Natale non mi pare che abbia portato buoni risultati. È effettivamente così. Andiamo comunque sulla pagina di Rovigo, il Gazzettino appunto di Rovigo. L'ultimo saluto a Daniele Dian domani a Taglio di Po. Ricordiamo che come Made in Polesine e leandromaggi.com faremo una diretta richiesta appunto della famiglia, visto le tante persone che il Daniele Dian conosceva non solo in Veneto ma anche in centro Italia e all'estero, essendo lui uno dei responsabili degli scout, Ageshi Scout. C'è secondo me questa interessante proposta di Bertiglia Gragnanin, che è 22 anni responsabile della Will Scuola, che dice: vaccinare gli studenti per tornare in aula. Questa proposta l'IRASE, che questa associazione lancia al governo. I ragazzi sono andati a scuola solamente nelle prime settimane, poi la pandemia li ha riportati a casa. Quindi effettivamente potrebbe essere che tra le priorità di vaccinare gli studenti per primi, anche perché probabilmente per i protocolli che perlomeno conosciamo i giovani dovrebbero essere gli ultimi a essere vaccinati non prima di giugno-luglio di quest'anno. Abbiamo parlato appunto dell'addio a Daniele Dian, l'abbraccio della comunità, che vi ricordiamo domani sarà nella chiesa di San Francesco a Taglio di Po alle ore 15. E poi c'è una notizia: spiagge aperte da marzo, dal primo del mese gli operatori potranno allestire barricate e boccasette.
si dà il consiglio alla deroga per accedere agli scagni e montare le strutture estive. Ricordiamo che le nostre due spiagge del Delta, Boccasette e Barricata, purtroppo a fine stagione devono smantellare tutto per poi rimontare. Questa notizia da parte del comune di Portoviro: rifiuti, smaltire costerà un po' di più ai cittadini per effetto della differenziata ancora troppo bassa. C'è comunque da parte del comune di Portoviro l'obiettivo per l'anno 2021 di superare la soglia ed entrare tra i comuni più virtuosi. Abbiamo poi la notizia dell'Alto Polesine, a Badia Polesine il Levi, che è l'istituto Primo Levi tecnico appunto di Badia Polesine, si è attrezzato per garantire lezioni da remoto con un grande lavoro organizzativo. Golinelli, che appunto è dirigente, per alcune attività la distanza resta un limite al corretto apprendimento. Sempre per quanto riguarda lo sport, visto che solamente le squadre di Serie D del nostro territorio possono giocare, e visto che ha giocato solo l'Adriese ieri, istinto da killer, l'Adriese ieri vince 2-0 contro l'Este, Rosso colpisce a freddo sfruttando un errore della difesa, l'ex Florian trasforma un calcio di rigore e l'Este viene steso. Per i Granata, maestri di cinismo, il quinto risultato utile, ottima la gestione della gara, gol annullato a Boscolo Berto. Andiamo sempre poi nell'Alto Polesine con questo articolo della Voce di Rovigo. Dopo le feste, addio 800 contratti di lavoro in Amazon. Tra i contratti non rinnovati, quello del 58enne che viveva in camper. Alla fine di gennaio dei lavoratori presenti a Castel Guglielmo ne rimarranno a casa più di 800. Già in questi giorni c'è poco da fare perché mancano gli ordinativi. Una situazione che lascia pensare ad una drastica e programmata riduzione del personale. Rovigo in diretta, coronavirus in Veneto, il Veneto verso la zona rossa ormai è quasi certo, e questo purtroppo è un fatto negativo. Abbiamo sentito proprio ieri una rappresentante dei ristoratori, dei baristi, Sabrina Guarnieri di Adria, che appunto ci diceva che con questa pandemia nel 2020 secondo lei c'è stato un calo dal 60 all'80% degli incassi per quanto riguarda la sua categoria, e che se dovesse continuare questa formula di chiusura abbastanza stretta per quanto riguarda bar e ristoranti, tante persone in questo 2021 saranno costrette a chiudere. Si è costituito un comitato che chiede la valutazione seria sulla caserma Silvestri. Sappiamo che la caserma Silvestri è quella caserma dismessa in pieno centro Rovigo. C'è questa proposta per portare il Palazzo di Giustizia appunto alla caserma Silvestri, dove c'è una cinta di protezione, centinaia di posti auto disponibili, ulteriori possibilità edificatorie, ed è a 500 metri dalle principali piazze centrali. Chiede al sindaco questo comitato e alla giunta comunale di decidere una volta per tutte. Polemica: abbiamo perso molto tempo, ora è il momento dei fatti. La Voce di Rovigo ha intervistato Don Damiano Vianello, parroco di Taglio di Po, per quanto riguarda la Caritas. Con il Covid molte persone si sono chiuse in se stesse, addirittura alcune famiglie sono chiuse in casa dal 24 febbraio 2020 e non escono per timore di essere contagiate. Ci sono anche dei ragazzi che non escono o escono poco e si vedono in chat con gli amici. Per questo con la Caritas apriamo una finestra nel mondo. In tutto questo ci sono anche famiglie generose che si sono messe a disposizione per pagare qualche bolletta e qualche affitto e che intervengono nel caso di emergenza. All'incontro è stato detto che oltre agli alimenti, alla Caritas sono a disposizione indumenti e si trovano alla Casa della Dottrina. Poi Caritas collabora con l'iniziativa Carrello Sospeso e con i supermercati Aliter. Finisce qui la nostra rassegna stampa, vi invitiamo a guardare la nostra pagina leandromaggi.com e Made in Polesine, il gruppo dove mettiamo tutti i nostri servizi. Questa settimana interessante anche il servizio sia su la villa di Cazen, la villa Avanzo, e il reportage sul museo della bonifica di Cavendramin con un'interessante intervista a Lino Tosini, l'ingegnere che è anche direttore del museo. Da Leandro Maggi, come sempre, è un piacere stare con voi.